Ed eccoci a Frosinone Carpi, Massimiliano Graziani. Buongiorno dal Matusa, i ciociari crescono di settimana in settimana e ora si vede anche la maturità tattica invocata da Pasquale Marino. 2 vittorie nelle ultime 2 giornate, entrambe per 1-0 contro il Brescia e nel derby con il Latina. Il Matusa poi è un vero e proprio fortino, difficile per chi viene qui non pagare dazio, soprattutto se a mettere le ali al Frosinone c'è la prospettiva di un sorpasso in vetta, come ricordava Corsini in apertura. Le speranze del Carpi, che ha rallentato sulla strada dei playoff e che non vince da 5 giornate e che oggi torni a prevalere la vocazione corsara. La squadra di Castorio ha ottenuto 5 vittorie fuori casa, ma l'ultima risale al 17 dicembre. Le formazioni nel Frosinone: in porta torna Francesco Bardi dopo la squalifica, difesa 3 con Terranova, Ariaudo, Krainc, a centrocampo Maiello e San Marco in mediana, sugli esterni Fiamozzi a destra e Mazzotta a sinistra, Soddimo il trequartista alle spalle dei 2 bomber Dionisi e Ciofani. Il Carpi risponde con Belez fra i pali, difesa 4 con Struna, Gagliolo, Romagnoli e Pioli, a centrocampo Letizia, Lollo, Mbaye, Fedato e poi la coppia d'attacco Mbakoku, Beretta. L'arbitro è Nasca di Bari. Una giornata di sole, stadio gremito come sempre, 7500 ciociari che potete sentire in questo momento e una trentina di coraggiosi che arrivano da Carpi. Studio sesto minuto qui al Matusa, 0-0 fra Frosinone e Carpi, tifo indiavolato del pubblico di casa per la sua squadra che ha preso decisamente in mano la partita, ha sfiorato la rete del vantaggio in un paio di occasioni, sempre con Dionisi, mentre adesso sta per battere un calcio di punizione con Soddimo sulla tre quarti, spostato a destra quasi all'altezza della linea del fallo laterale. Parte Soddimo con il destro, palla spiovre in aria, l'uscita in presa alta di Bit Belez che sventa il tentativo in attacco della squadra di Pasquale Marino, vicina alla prima segnatura in 2 occasioni. Come dicevo, intanto c'è stata la munizione di Krainc che ha spintonato un avversario in un tentativo in elevazione in area di rigore, prima munito della partita il difensore sloveno del Frosinone. Non ci sono diffidati fra i 22 in campo e dicevo il Frosinone è vicino al vantaggio in 2 occasioni con Dionisi al secondo minuto, un destro dal limite dell'area fermato all'incrocio di pali da Belez che ha deviato la palla oltre la linea di fondo sull'angolo susseguente, ancora Dionisi con un tocco sotto sul primo palo, palla rasoterra di precisione che è finita di poco fuori sulla sinistra del portiere del Carpi che adesso provvede alla rimessa in gioco, palla che spiove nella metà campo avversaria. Siamo al settimo minuto, 0-0 fra Frosinone e Carpi. Benevento. 17esimo, 0-0 fra Frosinone e Carpi, con la squadra ospite che sta per battere un calcio d'angolo dalla bandierina di destra, tutti pronti in area di rigore, attaccanti e difensori per raccogliere il cross che parte in questo momento. Corto il rinvio di Mazzotta che allontana palla sulla tre quarti, recuperata dai giocatori del Carpi a destra con un tentativo in dribbling, un pallone messo in mezzo, colpo di testa di Mbakoku con la palla che finisce alta sopra la traversa, stacco imperioso di Jerry Mbakoku che torna alla sua seconda presenza nel campionato di B dopo un lunghissimo infortunio che l'ha tenuto fuori. È andato vicinissimo al gol il Carpi, c'è stata un'occasione per parte nel periodo non collegato con Maiello all'ottavo, il Frosinone servito, Maiello in posizione favorevolissima al limite dell'area centrale, ha fatto partire un destro svirgolato che è finito lontano dalla porta difesa da Belez e poi il Carpi un minuto dopo il pasticcio combinato in area di rigore da Krainc con un rinvio sballato che è rimpallato sul corpo di Mbakoku ed ha servito involontariamente nel cuore dell'area di rigore Beretta, fermato dall'uscita spericolata di Bardi che è andata a togliergli letteralmente il pallone dai piedi. Rimessa in fallo laterale nella metà campo del Frosinone con la squadra di casa che fa girare palla per impostare l'azione. Siamo al 18esimo, 0-0 fra Frosinone e Carpi. Benevento. Pallone alla proversione in una zona nevralgica, però arriva l'arbitro che attenzione, Frosinone in vantaggio con Terranova all'esordio oggi con la maglia giallo-azzurra ciociara, cambia quindi il parziale al 20esimo, Frosinone 1 Carpi 0 a Teavallone. 27esimo, Frosinone in vantaggio sul Carpi per 1-0, mentre parlava Verna, ancora la squadra di casa pericolosa con un appoggio di San Marco fra le linee per l'inserimento in area di rigore di Ciofani anticipato dall'uscita di Belez. Frosinone in vantaggio inevitabile per come stava spingendo la squadra di Marino con una rete di Emanuele Terranova che è andato a raccogliere un cross da sinistra di Soddimo, colpo di testa perentorio e palla alle spalle di Belez per il vantaggio del Frosinone. Terranova che dopo la rete è andato sotto la curva nord e si è inchinato davanti ai tifosi ciociari e vi racconto l'antefatto di questo gesto perché dicevo che è arrivato al mercato di gennaio Terranova, un esordio, un ritorno in realtà perché ha giocato con il Frosinone 5 anni fa nel 2011, stagione che aveva visto la retrocessione in Serie C della squadra ciociara. Non si era lasciato benissimo con la tifoseria ciociara, però questo gol che vale il sorpasso ai danni del Verona in testa alla classifica fa tornare l'amore, quindi pace fatta e Sereno che torna definitivamente fra Terranova e il suo pubblico.
35esimo con il Frosinone in vantaggio per 1-0, squadra di casa che è andata vicina al raddoppio poco fa con un doppio Fiamozzi, il centrocampista esterno di destra è partito prima con uno slalom irresistibile come Stenmark fra i paletti, fermato poi al limite dell'area piccola in calcio d'angolo dall'intervento di un difensore avversario, e poi sul tiro dalla bandierina susseguente una deviazione sotto misura, ancora lui Fiamozzi con la palla che è finita fuori di poco, ma il Frosinone aveva sfiorato clamorosamente il raddoppio al 29esimo anche con Soddimo, calcio di punizione che è finito sulla traversa, un destro teso e forte a rientrare che ha colpito la parte bassa della traversa, ha rimbalzato sulla linea di porta e poi allontanato in caduta da Belez che è riuscito a intercettare la traiettoria. Ora il Carpi prova a alleggerire la pressione nella metà campo avversaria con il pallone gestito da Lollo sulla tre quarti spostato a sinistra, pallone filtrante verso il centro, si chiude la difesa del Frosinone che riparte e manovra a centrocampo. Siamo al 36esimo, Frosinone in vantaggio sul Carpi per 1-0. Benevento all'ottavo della ripresa, noi andiamo a Frosinone. È l'ottavo anche qui con il Frosinone in vantaggio per 1-0 sul Carpi grazie alla rete segnata da Terranova al 20esimo della prima frazione. Poco fa vicino al pareggio il Carpi con un colpo di testa prepotente di Jerry Mbakogu nel piano dell'area di rigore su un cross da destra di Struna, pallone indirizzato sotto la traversa, ci ha messo la punta del guantone Francesco Bardi che ha deviato palla in calcio d'angolo e sul susseguente tiro dalla bandierina, episodio curioso perché Fedato ha rimediato un cartellino giallo per aver sfilato la bandierina per battere in maniera più comoda il tiro dall'angolo. 42esimo anche al Matusa con il Frosinone in vantaggio sul Carpi per 1-0, la squadra di casa ha avuto un paio di opportunità per chiudere la partita, una girata di Ciofani finita alta nel cuore dell'area di rigore, poi poco prima un'opportunità capitata sul piede di Fiamozzi che poteva partire verso l'area, si è scontrato però con Soddimo al limite dell'area di rigore offrendo il fianco al Carpi per il contropiede, si è arrabbiato molto Pasquale Marino nell'occasione, ha preso a pugni la panchina e poi se n'è andato con una camminata sconsolata sulla linea del fallo laterale. Allora andiamo a Frosinone Carpi fino al termine. E qui siamo nel primo dei 4 minuti di recupero concessi dall'arbitro Luigi Nasca di Bari con il Frosinone in vantaggio per 1-0 e poco fa Danilo Soddimo, il numero 10 della squadra sociale, è andato sotto la curva nord, il cuore della tifoseria del Frosinone, per chiedere l'incitamento dei tifosi per portare a casa questa soffertissima vittoria. Sarebbe una vittoria ancora una volta per 1-0 dopo quelle sul Brescia e in casa del Latina nel combattutissimo derby laziale. Siamo al 46esimo e 30 secondi con il Carpi che rimette il pallone in gioco dal fallo laterale, si lotta a centrocampo per il possesso di palla, mentre il Frosinone ha completato le sostituzioni poco fa con l'ingresso in campo del tedesco Oliver Kragel che prende il posto di Dionisi, quindi un centrocampo roccioso, un centrocampista muscolare al posto di un attaccante. Intanto però c'è anche un cartellino giallo ed è il secondo per Jerry Mbakogu e scatta automaticamente il rosso, lascerà il campo Mbakogu per la decisione dell'arbitro Nasca di Bari e Carpi che sarà costretto a giocare in 10 gli ultimi minuti di gioco. L'ovazione che sentite per il cartellino rosso che ha alzato in questo momento Luigi Nasca, il fallo commesso a centrocampo proprio su Kragl appena entrato in campo da Jerry Mbakogu che vale il secondo cartellino giallo e quindi l'espulsione finisce Graziani. C'è il pareggio del Trapani ad Ascoli 2, Trapani 2, Manconi al 93esimo a te la linea. Ancora un minuto e mezzo da giocare, salvo ulteriore recupero che concederà all'arbitro Nasca perché il gioco è fermo da un po' per il cartellino rosso arrivato per Jerry Mbakogu, quindi ultimissimi minuti che la squadra di Castori giocherà con un uomo in meno, mentre protesta ancora Mbakogu, il giocatore nigeriano che si avvia fuori dal campo sconsolatamente accompagnato dai dirigenti della squadra ospite che vogliono evitare le proteste del giocatore per un eventuale inasprimento della sanzione da parte dell'arbitro. Calcio di punizione battuto da Bardi che spedisce il pallone nella metà campo avversaria, c'è Mukulu che va a battagliare con Gagliolo, si appoggia sulle spalle del difensore centrale del Carpi. Il calcio di punizione concesso alla squadra di Castori che sta per essere battuto. Graziani, è finita la partita ad Avellino batte Verona 2-0. Punizione battuta da Belez, palla che spiove nella metà campo del Frosinone che difende il vantaggio esiguo che vale la testa della classifica visto la sconfitta del Verona ad Avellino. Mokulu cerca di guadagnare il calcio di punizione sul contrasto con Bagliè a centrocampo e ci riesce, gioco fermo e calcio di punizione che sarà battuto fra poco da Mirko Gori che fa avanzare tutta la squadra per tenere il Carpi nella propria metà campo, mentre si alza anche l'incitamento, l'urlo del Matusa che spinge i propri
tutti giocatori per questa vittoria importantissima che può valere la testa della classifica del campionato cadetto. Bardi batte il calcio di munizione, palla che spiove direttamente oltre la linea di fondo, irraggiungibile per Mokulu, che pure era andato generosamente. Scusa Graziani, finale dal Manuzzi, Cesena 1 Bari 1, i gol di Floro Flores il primo tempo e Ciano nella ripresa. Te la linea. Il quarto minuto di recupero è scaduto in questo momento, ma si continua a giocare perché il Carpi batte un fallo laterale, il colpo di testa di Romagnoli che manda palla in avanti per il tentativo di controllo di Lasagna, poi pallone allontanato dai giocatori del Frosinone, ancora il Carpi in avanti, pallone spedito da Gagliolo al limite dell'area avversaria, c'è anche Romagnoli che va a cercare di controllare palla, sganciato dalle retrovie, ormai non c'è più la difesa del Carpi, c'è solo Gagliolo all'indietro che rilancia il pallone in avanti sul tentativo di contropiede del Frosinone. Sono saltati tutti gli schemi, si gioca solamente con la forza dei nervi, con il Carpi che disperatamente cerca il pareggio in questi ultimissimi secondi di gioco. Il colpo di testa che rinvia di Mazzotta e parte in contropiede Danilo Soddimo nella metà campo avversaria per il Frosinone. Scusa Graziani, il pallone. Scusa Graziani, è finita al Silvio Piola. Spezia batte Pro Vercelli 2-0, le reti di Maggiore e Fabrini. A te la linea. Ed è finita anche qui, è arrivato il triplice fischio dell'arbitro Nasca di Bari che manda tutti negli spogliatoi, braccia al cielo per i giocatori del Frosinone, esultano sugli spalti 7500 dello stadio Matusa, perché il Frosinone, grazie a questa vittoria di misura, la terza di fila come dicevo prima, guadagna la prima posizione in classifica, scavalcando il Verona in testa al campionato di Serie B. La rete decisiva l'ha segnata Terranova al 26esimo del primo tempo con un colpo di testa imperioso sul cross da sinistra di Soddimo. È stata una partita combattutissima con il Carpi che ha messo in campo tutte le armi a disposizione per cercare di agguantare il pareggio, ma alla fine vince il Frosinone che sa soffrire, dimostra di essere una squadra che ha un impianto di gioco importante, sa gestire le fasi della gara, piazzare la zampata quando serve, poi mantenere il vantaggio prezioso come in questo caso che proietta il Frosinone in testa alla classifica. Risultato finale: Frosinone 1, Carpi 0, linea a te Corsi.